costante, preziosa, sempre vicina ai giovani, che ha fatto, credo, della sua vita, ecco, ha mantenuto, ecco, alta questa sua vocazione, questo suo desiderio di essere, come diceva prima l'assessore, testimone attivo, presente, che racconta, e questo è veramente prezioso. Non tutti hanno la forza anche di venire, di raccontare, di mantenere, ecco, l'attenzione su questo. Quindi lo ringraziamo per questo e gli diamo il microfono a lei. Scusate se parlo seduto, ma sono un po' invalido per l'età e per tante altre cose, ma però vedendovi voi mi pare di avere quell'età in cui io ho subito, sono testimonio vivente di quella disgrazia dei bombardamenti di Zara, che non sono stati voluti dagli anglo-americani. Gli anglo-americani avevano messo a disposizione delle truppe di Tito subito dopo il luglio del 43, quando l'Italia smette di occupare la Jugoslavia, e quindi hanno agito per un anno sempre a servizio delle truppe di Tito, che naturalmente era la compagine militare di Jugoslavia, e la quale gli anglo-americani avevano dato il massimo appoggio. Tito non ha voluto uomini, ha voluto solo armi, perché era una compagine molto compatta e alimentata dalla politica comunista, e quindi non voleva avere nelle sue file militari stranieri. Churchill, che voleva invece sbarcare in Grecia per arrivare a Vienna prima dei russi, non ha potuto ottenere questo suo. È un inciso che faccio io. Vi dico subito che parlo poco, perché io posso parlare per giornate intere, perché ho una testimonianza che non finisce più. Insomma, avendo vissuto a 17 anni e mezzo allora il periodo finale della guerra, non è stato un bel complimento. Io sono riuscito a scappare vestito dalla marina partigiana di Tito, assoggettato al servizio militare pur essendo cittadino italiano, e aveva addosso la divisa tedesca, perché i partigiani non avevano sufficienti vestiti, dove sotto sul berretto c'era scritto Kriegsmarine, e gli slavi avevano detto Ratna Mornarica. Però sul centurione che avevamo addosso, il centurione era stampato, non si poteva correggere, e allora la gente ci prendeva in giro, come dire, avete il cappello in croato e la cintura in tedesco, un inciso. Sentite, io ho vissuto quei momenti in questa vostra l'età che avete voi, e vedendovi mi sento anche un po' commosso, vi dico la verità. Io non ho avuto l'uscita dal confine orientale come molti miei concittadini. Purtroppo ero uno studente universitario, a 17 anni e mezzo avevo preso la maturità al liceo nautico di Lossimpiccolo come il ministero